Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento è questa sera l'onorevole Nenè Mangiacavallo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito che da tempo, diciamo, avevamo auspicato. Onorevole, allora parliamo di Agrigento 2025. Lei nel tempo curò la nascita di Agrigento Capitale della Cultura da quando era stato presidente del consorzio universitario, se sbaglio mi corregga, creando attorno al progetto tanto entusiasmo con il coinvolgimento di diverse associazioni, sindaci del territorio, tante persone, finché arrivò la bella notizia. Ricordo quando eravamo nella sala Livatino per festeggiare, diciamo, la bella notizia. Ecco, da quel momento le cose invece sono andate in declino. Ecco, cosa è successo? La gente non capisce. Si sta gestendo un progetto con tante critiche che arrivano da tutte le parti. Il suo punto di vista. Ecco, facciamo un po' una cronostoria. Io ho accettato di quello che è stato la sua insistente richiesta di rilasciare questa intervista perché oggi lo considero un dovere nei confronti di coloro i quali hanno fatto parte con me dello staff che ha ottenuto questo risultato eccellente. Eravamo in pochi, ma abbiamo lavorato con entusiasmo, passione, dedizione e disinteresse, ma principalmente credo che sia un dovere nei confronti dei cittadini di Agrigento e di tutta la provincia. Credo che in un momento di grandissima confusione, in cui si alternano dichiarazioni positive e negative, critiche e qualche raro interessato parziale apprezzamento, in questo periodo di caos bisogna riportare l'argomento dentro i binari della verità. E se posso fare una considerazione di carattere generale per rispondere sinteticamente alla domanda che cosa è successo, io dico che la vicenda di Capitale Italiana della Cultura, almeno nella fase successiva alla proclamazione, rappresenta la metafora dell'opera pirandelliana e non poteva essere diversamente ad Agrigento. Perché se ci riflettiamo troviamo il paradosso, il divario fra la menzogna e la realtà, la mancanza di una precisa identità e, se vogliamo, anche l'umorismo. Non l'umorismo inteso in senso comico, gioioso, come qualcuno potrebbe intendere, ma proprio nella accezione pirandelliana. Non si tratta di una questione comica, ma di una questione tragica, cioè quell'umorismo che ci permette di far vedere le cose diverse rispetto a come sono e che ci fa riflettere per cercare di capire perché sono andate in una certa maniera. Il divario fra la realtà e la finzione è sotto gli occhi di tutti, basta seguire non solo sui social le dichiarazioni che si sono susseguite da parte dei cosiddetti protagonisti, ma la componente più importante che accosta la vicenda di Agrigento Capitale della Cultura all'opera pirandelliana è il concetto del paradosso, perché si è verificato proprio un paradosso, cioè quella che avrebbe dovuto essere, e che non era soltanto un auspicio, c'erano tutte le premesse perché effettivamente le cose andassero in questa maniera, quella che avrebbe dovuto essere una delle più autorevoli, efficaci, importanti opportunità per Agrigento e per la provincia, oserei dire per buona parte della Sicilia, si è trasformata in una vergognosa, mortificante, oltraggiosa manifestazione di un insuccesso che mai nessuno avrebbe immaginato. Agrigento, che meriterebbe per la sua storia millenaria, per la sovrapposizione di tante culture che hanno lasciato dei segni indelebili, per la presenza autorevole che nel corso dei secoli la letteratura ha avuto, per l'impegno di molti operatori locali, anche nei giorni nostri, imprenditori attenti, coraggiosi, di intellettuali illuminati, Agrigento non meritava di andare sulle cronache nazionali ed internazionali per questioni che sotto certi aspetti hanno del ridicolo, ma che in verità si sono rivelate delle questioni tragiche, perché oggi purtroppo Agrigento, immeritatamente per colpa di pochi, è diventata lo zimbello d'Europa, perché questo susseguirsi di vicende che non riguardano soltanto Capitale Italiana della Cultura,
non pone Agrigento in coda alla classifica della vivibilità nazionale, ma delle città credibili nei confronti degli imprenditori, nei confronti dei turisti, nei confronti di coloro i quali avrebbero avuto un immenso piacere, in occasione di Capitale Italiana della Cultura, di venire a visitare quella che è una delle più preziose perle del Mediterraneo. Sì, io vorrei capire, ecco, lei presentò il progetto, no? Le tantissime iniziative, il coinvolgimento dei sindaci, ricordo, posso fare una breve storia. Ci ci chiamava, mi fa piacere, il collega Stelio Zaccaria, mi ricordo, insomma c'era un momento di grande partecipazione. Possiamo dire che c'è stata una cesura. Un breve excursus, anche perché poi lei, che tutti immaginavano alla guida del carro, come diciamo, io mi compiaccio, perché molta gente non capisce. Lei andò via, poi andò via Minio, ora sta andando via Albergoni, insomma entriamo nel vivo delle situazioni. Diciamo che c'è la storia dei tombini, c'è una sostanziale, insomma siamo stati al centro dell'informazione nazionale, ma in maniera negativa. C'è una sostanziale, no, assolutamente, c'è una sostanziale differenza fra le motivazioni che hanno indotto me ad andare via e le motivazioni che hanno indotto altri ad andare via. E non è un fatto marginale, ora ci ritorno. Lei ha fatto riferimento a quello che si è verificato nell'arco dei 2 anni che hanno preceduto la proclamazione che è avvenuta, lo ricordo, il 31 marzo del 2023. Dopodomani sono 2 anni dalla proclamazione. Ricordava bene quell'entusiasmo, quella passione, quella dedizione che ha caratterizzato l'impegno di pochi, aveva portato ad un coinvolgimento corale che aveva prodotto anche una serie di vicende positive, sfociate poi nella acquisizione di progetti che lo staff che io guidavo ha consegnato al progettista, era la fine di luglio, che nell'arco di un mese, mi riferisco al dottore Albergoni, sì, che nell'arco di un mese, anche con il nostro contributo, ha avuto la funzione di assemblare tutti i progetti che noi avevamo consegnato, centinaia di progetti. E la raccolta di questi progetti era frutto di un impegno continuo che avevamo sviluppato non solo ad Agrigento, ma in tutta la provincia. È stato piacevolissimo, entusiasmante fare il giro di varie realtà che sconoscevamo nella provincia di Agrigento, cosa che ci ha indotto ad apprezzare ancora di più questa meravigliosa terra. Non solo ci siamo allargati sul piano dello spazio, ma ricordava bene, mi fa piacere che l'abbia sottolineato, abbiamo cercato di estendere il nostro impegno ad associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, la curia vescovile, le scuole, tutti i comuni della provincia di Agrigento, i giovani, gli studenti, il mondo delle scuole. Devo dire che c'è stato un entusiasmo condiviso che alimentava l'impegno vicendevolmente, e la dimostrazione plastica di questo impegno corale l'abbiamo avuto il 26 ottobre del 2022, lo ricorderà, quando presentammo la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025 al Teatro Pirandello. C'erano più di 1000 persone. Ricordo ancora quella immagine meravigliosa di 3 file della platea del teatro occupate dai sindaci con la fascia, che rappresentava fra l'altro l'autorevolezza, il prestigio, la rilevanza dell'impegno istituzionale, oltre a tutti gli altri che hanno partecipato a questa manifestazione. Se devo sinteticamente fare una differenza fra quello che è successo quando c'eravamo noi e quello che è successo dopo, mi permetto di ricordarle che c'è stata un'altra manifestazione. Noi non c'eravamo più perché qualcuno aveva deciso di allontanarci. Nel mese di settembre del 2023
il sindaco e l'amministrazione comunale, o comunque quelli che avevano preso in mano la gestione di Agrigento 2025, organizzarono una manifestazione che il sindaco allora, come è solito fare, definì epocale. È un termine che ricorre periodicamente nelle affermazioni del sindaco e dei suoi collaboratori. Invitò ad Agrigento i sindaci delle 9 città finaliste che con Agrigento parteciparono a questa eliminatoria, se così la possiamo definire. E allora pomposamente disse che anche questi sindaci, queste città, sarebbero state protagoniste, evidentemente in maniera marginale rispetto al ruolo trainante che avrebbe dovuto avere e che non ha Agrigento, e a quella manifestazione noi non ci abbiamo messo mano, anche perché non avevamo nessuna possibilità in quel tempo di intervenire. Erano presenti 42 persone, ripeto, 42 persone. Non entro nel merito della spesa e della conseguente valutazione dell'efficacia. Non lo so, io non mi occupo di questo. Quindi già la differenza si colse immediatamente. Se possiamo ricorrere al titolo di una canzone, mi viene in mente una famosa canzone di Riccardo Cocciante che dice: era già tutto previsto. Quello che si è verificato nel corso dei mesi era facilmente prevedibile, perché fin dal 1° aprile ci siamo resi conto che le cose non andavano e abbiamo agito di conseguenza, non siamo stati a guardare. Ci siamo guadagnati l'appellativo di detrattori, di presuntuosi, di arroganti. È stato detto che noi volevamo politicamente intervenire sul normale andamento dell'amministrazione di Agrigento e tante altre aggettivazioni che non sto qui a menzionare. Le avete riportate tutte voi giornalisti. Fui definito detrattore e presuntuoso perché fin dai primi giorni cominciai a sollecitare il sindaco e i cosiddetti responsabili a mettere in moto quella macchina, o comunque a mantenere in moto quella macchina che aveva ottenuto un risultato straordinario, perché il lavoro doveva cominciare subito e in maniera adeguata. Espedito. Erano passati mesi quando io scrissi, dopo insistenze verbali, quando scrissi una prima lettera riservata al sindaco per ricordargli che già erano trascorsi 3 mesi, che bisognava fare in fretta su 2 fronti. Sul fronte strutturale, perché bisognava preparare la città ad un impegno così rilevante non solo sul piano dell'accoglienza dei turisti, e parallelamente lavorare ai progetti, al cosiddetto programma culturale. Azioni che dovevano essere distinte sul piano dell'impegno della programmazione strutturale, intendo dire l'arredo urbano, le autolinee, i parcheggi, i servizi igienici, l'infopoint, tutta la strutturazione e non solo la logistica avrebbe dovuto essere affrontata dall'amministrazione comunale, la parte strettamente culturale, la parte della programmazione degli eventi doveva essere affidata a quella fondazione che già era prevista nel dossier di candidatura. Ricordo che avevamo preparato con lo staff, avevamo fatto preparare a titolo completamente gratuito, perché fino a quando abbiamo gestito noi queste operazioni, l'unica spesa che ha sostenuto il Comune è stata quella di pagare l'associazione che si è aggiudicata la progettazione, la presentazione del dossier di candidatura. Avevamo fatto preparare un piano di marketing del territorio, una bozza di piano di utilizzo delle spiagge di tutto il litorale, sia del versante est che del versante ovest. Abbiamo fatto preparare il logo a titolo completamente gratuito, che poi inspiegabilmente è stato cambiato in corso d'opera. Avevamo sollecitato 3 artisti agrigentini, l'ho fatto io personalmente e li ringrazio per aver accolto questo invito, per preparare quel trailer che poi è stato un elemento trainante per ottenere questo risultato. Mi riferisco Curri Peppì. Purtroppo è inciampato, è caduto e si è fatto pure male. Peppì, mi dispiace per Peppì.
Ricordo Buzzurro, Gaetano Aronica e Andrea Venadia, che con altrettanto entusiasmo rispetto a quello nostro immediatamente si sono messi al lavoro producendo questo meraviglioso trailer che ancora oggi è oggetto di particolare attenzione, milioni di visualizzazioni. Ricordo che allora sollecitai pesantemente il sindaco a darsi da fare perché il tempo passava inesorabilmente. Gli dissi pure che avevamo individuato dei personaggi autorevoli per costituire un comitato tecnico-scientifico che avrebbe con competenza, con esperienza dovuto occuparsi della parte strettamente culturale. C'erano autorevolissimi personaggi del mondo dell'arte, della letteratura, dello spettacolo che avevano dato la loro disponibilità, personaggi di rilevanza internazionale, ma il sindaco è rimasto sordo alla nostra ripetuta sollecitazione, anche formale perché, ripeto, ho scritto delle lettere, ma non è rimasto muto, perché ripetutamente lui cercava di rassicurare Agrigento e la provincia dicendo che tutto andava bene. Addirittura nel giugno o luglio del 2023 disse che aveva individuato i locali per assegnare una sede alla costituenda fondazione e che mancavano soltanto le linee telefoniche e l'impianto di condizionamento. Siamo arrivati a marzo, quasi ad aprile del 2025, sono trascorsi già 3 mesi di Capitale Italiana della Cultura e non c'è ancora oggi una sede. Ma non manca soltanto la sede, purtroppo c'è già il fallimento in atto e mi dispiace dirlo, perché avendo contribuito a generare questa meravigliosa creatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, quando parlo di queste cose lo faccio con dispiacere, lo faccio con amarezza, perché tutto avremmo immaginato, tranne una fine così ingloriosa, mortificante e vergognosa di questa grandissima occasione. E ritengo che i responsabili di questo insuccesso debbano essere identificati, perché non è soltanto il sindaco, attenzione, e quantomeno dovrebbero avere il buonsenso, il rispetto per una meravigliosa città, quantomeno di chiedere scusa, dire abbiamo sonoramente sbagliato, abbiamo fallito e non solo in questo, per cui vi preghiamo di perdonarmi, ammesso che ci possa essere perdono per questo comportamento. E di errori ne sono stati commessi a dismisura. In primo luogo quello di non avere considerato il significato dell'assegnazione di questo premio. Capitale Italiana della Cultura non serve soltanto ad inanellare eventi, mostre, presentazioni di libri, eventi particolari, no. Il significato di Capitale Italiana della Cultura è quello di permettere alla città prescelta di crescere in maniera da lasciare nuove strutture, nuove infrastrutture, nuove conquiste non solo materiali alla cittadinanza servita e alla provincia. Questa sarebbe stata l'occasione per rinnovare questa meravigliosa città. Un'altra componente prevista dal bando era l'aggregazione sociale, l'utilizzo di nuove tecnologie, la sensibilizzazione dei giovani, il completamento di opere incomplete. Di tutto questo non rimane assolutamente niente. Che cosa è successo? È successo che, come al solito, è prevalsa la logica dell'appartenenza e la gestione politica incompetente di una questione, ripeto, di fondamentale importanza. E questo problema non si pone soltanto, mi dispiace dirlo, non si pone soltanto per Capitale Italiana della Cultura. Il problema di Agrigento è un problema di sistema, è il sistema Agrigento che non va bene. Per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua potabile, abbiamo fatto, come si suol dire, ridere i polli, tant'è che il sindaco, anche in quella occasione, con un atto eroico, a reti unificate, direbbe qualcuno, ha annunciato all'intera Italia: io rinuncio
al titolo di capitale italiana della cultura perché ad Agrigento non c'è acqua, i turisti non possono venire nelle città senza acqua. È stata la peggiore pubblicità che potesse fare. Poi quando ha detto i panni sporchi si lavano. Ci arrivo. Il problema non è soltanto capitale italiana della cultura, ho detto l'erogazione dell'acqua, che rimane ancora una questione vergognosa. La questione dell'AICA, io spero che le cose possano migliorare, ma mi dispiacerebbe se dovesse esserci il secondo fallimento. Tutte le altre questioni che attengono alla gestione dell'amministrazione mettono in evidenza una incompetenza, una superficialità, un distacco dalla realtà, che fa il paio soltanto con un clientelismo spinto, con una logica di appartenenza, che stiamo vivendo anche nella vicenda di capitale italiana della cultura, per cui io mi auguro che gli intellettuali agrigentini, il popolo agrigentino, possa avere un sussulto di dignità, possa chiedere rispetto per l'impegno onesto che ogni giorno viene condotto da migliaia e migliaia di cittadini, perché Agrigento non merita questo. Agrigento non dovrebbe essere protagonista in negativo delle cronache quotidiane, non tanto per la scritta che c'era sui cartelloni, non è questo il problema. Ma se noi ci riflettiamo, il Teatro Pirandello faceva acqua da tutti i lati, anche questo è un paradosso, e il sindaco allora dichiarò che pur essendo consapevole di questo problema, non aveva provveduto a farlo riparare prima, perché si sarebbe verificato poi a ridosso della visita del Presidente della Repubblica. E quando poi ci sono state altre questioni sollevate, non so chi lo abbia ispirato a fare un'affermazione di questo tipo, ha detto che i panni sporchi si lavano in famiglia. Dimentico forse che quella che lui gestisce non è una famiglia, è un'amministrazione comunale, e il rappresentante istituzionale ha il sacrosanto dovere della trasparenza e informare i cittadini, ma salto a pie pari una faccenda di questo tipo, c'è di più, perché ci sono responsabilità anche più in alto. Io pensavo che la questione della somma urgenza, l'utilizzo della somma urgenza, si fosse chiuso nel 92, nel 93, ho scoperto invece che è ancora in vigore, perché nell'arco di 24 ore in una città che muore di sete sono stati stanziati 520.000 euro, ripeto 520.000 euro, per asfaltare la strada che sarebbe stata percorsa dall'auto presidenziale, con quella conseguenza, anche questa tragica, no comica, della copertura dei tombini, che almeno in me non provoca quella ilarità, quelle risate che ha provocato altrove. Non dico che provoca il pianto, ma impone una attenta riflessione, così come una riflessione attenta deve essere effettuata sull'utilizzo di queste somme, tantissime, intorno a 5 milioni o forse più, somme che sono state spese per ottenere che cosa? Diceva giustamente il professore Sedio. 4 milioni di progetti Diceva scriveva giustamente oggi il professore Sedio sui social, il professore Pasquale Sedio, agrigentino, insigne economista e docente universitario, che una fondazione pubblica deve intestare le proprie scelte ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia. Vogliamo esaminare attentamente come sono stati spesi questi soldi e quali risultati si sono ottenuti. Parte dei 4 milioni della finanziaria, del bilancio del 2024 messi a disposizione della Regione Siciliana sono stati spesi per la sagra del mandorlo in fiore del 2024, così come altre somme sono state spese, non so se attinte a quella fonte, per organizzare una manifestazione di cui non si ha notizia e che sicuramente è stata completamente inefficace visti i risultati e che mi risulta essere stata particolarmente costosa, che si è svolta a Milano,
con una cena fantasmagorica a Palazzo dei Giureconsulti, tanto di cappello per la location, e con uno spettacolino molto probabilmente rilevante sul piano artistico davanti al Duomo di Milano, ma che non è servito assolutamente a niente. Era stato detto pomposamente da quello che poi è diventato direttore, non sappiamo come lo è diventato, direttore della fondazione, il dottor Albergoni, che già tutto era pronto, che già tutto era programmato, aveva fatto un elenco di eventi che si sarebbero svolti nel mese di gennaio, nel mese di febbraio, nel mese di marzo. L'unica cosa che c'è stata ad Agrigento, la sagra del mandorlo in fiore, un'altra cosa che c'è stata in provincia, il carnevale di Sciacca. Questo significa turlupinare la gente, questo significa prendere in giro, perché la sagra del mandorlo in fiore, se non ricordo male, dal 1934 ogni anno si ripete egregiamente ad Agrigento, e sicuramente non c'era bisogno di capitale italiana della cultura perché si svolgesse la sagra del mandorlo in fiore, con un costo particolarmente elevato, se non ho capito male, almeno notizie giornalistiche, 700.000 euro, così come non può essere rivendicato come merito di capitale della cultura l'organizzazione del Carnevale di Sciacca, che è una cosa completamente autonoma, sì, certo. Anzi qualcuno dovrebbe ringraziare Sciacca che ha permesso a Capitale italiana della cultura di dire c'è anche questo evento. Andiamo alla fondazione, io lo dico assumendomene le responsabilità di quello che dico. La fondazione è nata da un atto illegittimo e forse illegale all'interno del consorzio universitario, e nei confronti del quale io mi sono ribellato formalmente, non ero più presidente del consorzio universitario, con delle lettere che ho scritto a chi avrebbe presieduto l'assemblea. Questo è un fatto particolarmente grave che secondo me l'attuale presidente della fondazione, autorevolissimo personaggio, anzi l'apprezzo per il coraggio che sta dimostrando nell'aver assunto questo incarico particolarmente oneroso, difficile. La dottoressa Cucinotta, che sicuramente può vantare una esperienza e un passato autorevolissimo, a mio avviso dovrebbe effettuare una verifica della regolarità degli atti che hanno portato alla costituzione della fondazione. E poi questo gioco, regolamenti sì, regolamenti no, che non c'erano e che molto probabilmente non ci sono. La selezione annunciata, pur in assenza di un bilancio approvato, di un soggetto esterno che avrebbe dovuto fare le stesse cose per le quali avrebbe dovuto essere o sarà pagato il direttore generale, francamente pone dei quesiti particolarmente rilevanti, pesanti, e che pongono ancora di più Agrigento in cattiva luce rispetto a coloro i quali sono abituati a guardare le cose per la realtà e non per la finzione. Hanno fatto dimettere, non si è dimesso il dottore Minio, perché il dottore Minio ha dichiarato che il sindaco ha richiesto le sue dimissioni perché gliele aveva chieste il presidente della regione. Non entro nel merito di queste richieste. Evidentemente non era. Ma il dottore Minio, gliel'hanno messo allora? il dottore Minio Perché gliel'hanno messo? non è stato Se messo, non era gradito... è stato eletto, perché la fondazione è pubblica. Sì. E a proposito della fondazione io apro una parentesi per dare l'idea di come sono andate le cose. Con la presentazione del dossier di candidatura abbiamo assunto un impegno ben preciso. Abbiamo detto che la fondazione, abbiamo scritto che la fondazione sarebbe stata costituita dal Comune di Agrigento, dal Consorzio Universitario di Agrigento, che allora io presiedevo, e dal Comune di Lampedusa. Non perché era stato estratto a sorte il Comune di Lampedusa, ma perché nella logica che noi davamo alla proposta contenuta nel dossier, Lampedusa assumeva un significato dirompente, perché era la massima espressione dell'accoglienza, non solo dell'immigrato, ma dell'accoglienza in senso lato, e che avrebbe rappresentato assieme ad Agrigento la vera porta dell'Europa nei confronti dei paesi del Maghreb. E allora io dissi
durante l'audizione a Roma, che non era una porta che si apriva agli immigrati, ai poveri, ai disoccupati, no. Significava riaprire un colloquio culturale, letterario se vogliamo, economico se vogliamo, con quella parte dell'Africa che 2000 anni prima già aveva sperimentato questo rapporto di collaborazione e paradossalmente devo dire che già era avviato questo processo di osmosi con l'impegno culturale africano, perché da presidente del consorzio universitario avevo vissuto questa esperienza di scambi culturali, di scambi di collaborazione con la Tunisia, destinati ad allargarsi ad altri paesi del Maghreb. Ebbene, nonostante fosse stato assunto questo impegno formale di far entrare e far parte come socio fondatore del Comune di Lampedusa, nella prima bozza che mi è stata consegnata dopo una pesante insistenza da parte mia, da parte del sindaco, in questa bozza, audite audite, era scomparso il Comune di Lampedusa e socio fondatore sarebbe diventato l'associazione Meno, che era l'associazione presieduta dal dottor Albergoni, che poi sarebbe diventato il direttore. Evidentemente io sollevai una vibrata, pesante, motivata protesta, che poi sfociò in una protesta in consiglio comunale, che ha indotto anche il prefetto del tempo ad intervenire, e tutto il resto poi voi lo conoscete, perché una fondazione che avrebbe dovuto, oltre che potuto, essere costituita già il 2 aprile, non dico il 1° aprile, è stata costituita dopo un anno dalla proclamazione ed è diventata operativa 2 mesi prima dell'avvio di Capitale Italiana della Cultura. Queste non sono sviste, questi sono errori che sono stati riconosciuti, fra l'altro, dalla dottoressa Cucinotta. La dottoressa Cucinotta che ha fatto un'altra pesante, sincera affermazione. Cosa voleva dire la dottoressa Cucinotta quando ha dichiarato che le dimissioni del dottore Albergoni toglievano il consiglio di amministrazione da un pesante imbarazzo, risparmiando atti dolorosi? Di grazia, ci facciano sapere quale sarebbe stato l'atto doloroso e quale sarebbe stato l'imbarazzo. E mentre la dottoressa Cucinotta lasciava intendere che salutava favorevolmente le dimissioni del dottore Albergoni, dall'altro lato il sindaco continuava ancora ad elogiare l'operato del dottor Albergoni, che sicuramente ha le sue responsabilità, che fra l'altro onestamente ha riconosciuto. Questi ritardi sono imperdonabili e non è possibile che eventualmente si possa scaricare la responsabilità sull'ultimo o sull'ultima arrivata, perché c'è una responsabilità di coloro i quali avrebbero dovuto non solo vigilare ma agire in quanto rappresentanti istituzionali. Ci sono deputati agrigentini che hanno sostenuto e sostengono questa maggioranza, che sono stati informati dettagliatamente su come andavano le cose. 2 sono le ipotesi diagnostiche, scusate la deformazione professionale. O erano impegnati altrove, per cui non hanno dedicato tempo utile, o se ne erano a conoscenza, e molto probabilmente questa è l'ipotesi più accreditata, hanno fatto in modo che le cose andassero in questa maniera. Questa è una corresponsabilità, così come io non riesco a spiegarmi come mai il Presidente della Regione, che ha occupato le più alte cariche dello Stato, uomo di grandissima esperienza, uomo di riconosciuta competenza, uomo saggio, abbia potuto dichiarare in tempi insospettati e insospettabili: fino ad ora abbiamo scherzato, ora prendo in mano io le redini della situazione e faremo di Agrigento non una capitale della cultura soltanto, ma una protagonista mondiale. E non dubito sulle buone intenzioni del Presidente della Regione, ma purtroppo lui si è assunto una responsabilità che non so come potrà gestire ora. È stata chiamata la dottoressa Cucinotta, nei confronti della quale io ho grandissimo
da tempo, da decenni, grandissima ammirazione, perché ne conosco la capacità, la saggezza, l'impegno, l'onestà, un mare di meriti. Ma un'operazione di questo tipo non può servire a recuperare il tempo perduto, perché sul fronte infrastrutturale non potrà la dottoressa Cucinotta realizzare parcheggi, modificare il centro storico, realizzare i servizi igienici. A proposito dei servizi igienici, assistere a quello spettacolo immondo di questi bagnotti chimici di fronte alla Banca d'Italia in occasione della sagra del mandorlo, più che far pensare ad una capitale italiana della cultura, faceva pensare ad un cantiere aperto. Questi bagnotti chimici generalmente si utilizzano nei cantieri, quindi non è solo una questione di forma, è questione di mentalità. La dottoressa Cucinotta non c'entra. Il viadotto Morandi, che avrebbe dovuto essere completato e aperto prima di Capitale Italiana della Cultura, è ancora lì, a testimonianza di questa vergognosa insipienza e incapacità di gestione. Ora mi dicono che qualcuno sia andato a bussare alle porte del ministro Salvini delle infrastrutture, chiedendo un contributo anche economico a danno di Capitale della Cultura ampiamente inoltrato, possibilmente in cambio di qualche assessore, possibilmente, ma non sta a me dirlo, sono le voci che corrono. Ma anche se dovesse esserci questo contributo, ammesso che ci sia, io ne dubito, ma nell'arco del 2025 che cosa si potrà fare? Perché non vi siete uniformati a quello che hanno fatto in passato le altre capitali italiane della cultura o quello che ha fatto Gorizia? Gorizia e Nova Gorica quest'anno sono capitali europee della cultura. Gorizia e Nova Gorica, rispetto alle bellezze di prima, sono molto 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 più belle, hanno cambiato il volto di questa città. 63 cantieri sono stati aperti e chiusi prima dell'avvio di Capitale Europea della Cultura. Pesaro l'anno scorso ha cambiato il volto della città. L'Aquila ha già quasi completato la progettualità e sarà Capitale Italiana della Cultura nel 2026. Pordenone ha già le idee chiare per Capitale Italiana della Cultura del 2027 e io devo ancora sentire da autorevoli personaggi che sono nella fase della programmazione per Capitale Italiana della Cultura, quando fra poco calerà il sipario, purtroppo, in maniera pesante sulla gestione di questo Capitale Italiana della Cultura. L'operazione della dottoressa Cucinotta è come se avessero voluto imbiancare una parete ormai irreversibilmente annerita. Vero è che la dottoressa Cucinotta può rappresentare il bianco in questa immagine spettrale di Agrigento, ma lei pensa, dottore Cantella, che una passata di bianco possa fare diventare bianca una parete nera? Bene che vada può diventare antracite, benissimo che vada può diventare grigia, ma sempre grigia rimane. Io auguro i successi più meritati alla dottoressa Cucinotta, ma mi rendo conto delle sue difficoltà già all'interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione, che con tutto il rispetto che possa avere per questi componenti, ma non penso che ci sia una particolare, elevata competenza, non amministrativa per carità, ma sul piano della programmazione di eventi culturali, sul piano della gestione di un evento così importante, così come io dissi che il dottore Albergoni, con tutto il rispetto che possa avere per la sua esperienza, non era la persona adatta a fare il direttore generale. E ho portato un paragone, scusi la deformazione professionale, mi avvalgo della mia esperienza professionale. Faccio un esempio, io sono pneumologo, da pneumologo posso fare una diagnosi difficile, precisa, di un paziente che ha un tumore polmonare. Lì mi devo fermare, quello è il mio compito e quella è la mia competenza. Se io
mi convinco di essere bravo, di saper fare altre cose, cioè vado in sala operatoria per intervenire su quel tumore, io fallisco, perché non sono un chirurgo toracico, ci vuole un'altra competenza, un'altra specializzazione. Il dottor Albergoni era chiaro e io l'avevo messo in evidenza e forse anche per questo molto probabilmente non sono stato gradito per la seconda fase. Ecco, il dottor Albergoni, eccellente progettista, a mio avviso, e lo dissi, oggi il tempo mi dà ragione, poteva svolgere altri ruoli all'interno dell'organizzazione, ma non quello di direttore. Scopriamo oggi, perché dico era già tutto previsto, molte cose che si sono verificate. Le avevamo preannunciate, non per essere detrattori, ma per fornire sani consigli a coloro i quali avevano la responsabilità non solo legale di capitale della cultura. Oggi ci troviamo a leccarci le ferite. Ecco, sono ferite insanabili, inguaribili purtroppo. Presidente, noi dobbiamo arrivare insomma, alla conclusione, io ci parlerei una vita con lei. Ecco, dico, arrivati a questo punto, cosa bisogna fare? Molti si chiedono cosa bisogna fare, come sfruttare questi 7 mesi che restano, e 8 mesi che restano. Glielo dico subito, che cosa bisognerebbe fare Siamo a marzo, aprile ormai. A mio modestissimo avviso. Ancora una volta io ho una deformazione professionale. Molto spesso in medicina si utilizza la tecnica della riduzione del danno. Per Agrigento Capitale della Cultura bisogna procedere con la riduzione del danno. Certo. Quel che è fatto è fatto. E allora, avvalendosi di persone competenti, abbandonando la logica dell'appartenenza, capisco che siamo prossimi a scadenze elettorali, ma le scelte che devono essere fatte non possono obbedire alla logica della tenda, chi è sotto la tenda, chi appartiene a questo o a quell'altro gruppo può essere preso in considerazione, altri no. Già di danni questa metodica ne ha provocato ad Agrigento. E allora, rivolgendosi a persone competenti, a persone corrette, a persone che hanno maturato esperienza in questo settore e facendo prima una valutazione della disponibilità economico-finanziaria, si può benissimo estrapolare da quel dossier che è stato presentato quello che effettivamente può avere seguito da qui al mese di dicembre, e non è difficile, avvalendosi di un comitato tecnico-scientifico non selezionato, ripeto, in base al manuale Cencelli, ma nel riconoscimento dei meriti e delle competenze. Si può procedere in maniera da far dimenticare le vergogne che fino ad oggi hanno animato la cronaca agrigentina e non solo agrigentina, e cercare anche di recepire il messaggio che proviene da volontari che vorrebbero collaborare con chi ha la responsabilità della gestione e potrebbe disinteressatamente dare una mano. Se, e non è difficile, si torna a chiamare attorno ad un tavolo, come abbiamo fatto noi prima della proclamazione, sindaci, associazioni, fondazioni, organizzazioni di categoria, imprenditori, tutti coloro i quali effettivamente hanno qualche cosa da dire o da dare, qualche risultato in termini positivi si può ottenere. Certo, non sarà un progetto del genere degno della rilevanza di capitale italiana della cultura, ma avremo in questa maniera almeno ridotto il danno. Salvato la faccia. Perfetto. Salvato la faccia. E io sono convinto che Agrigento, la generosità riconosciuta degli agrigentini, il senso di attaccamento degli agrigentini a questa città, a questa provincia, potrebbe fare la differenza rispetto ad una gestione del passato che è sicuramente inqualificabile. Io non mi associo agli altri che chiedono dimissioni e cose varie, questo attiene alla sensibilità politica dei protagonisti. Io avrei sperato soltanto, e lo ripeto, che qualcuno chiedesse scusa
non rivendicare gratitudine o usare termini particolarmente ridondanti, non è assolutamente il caso. E io mi auguro che questa città possa ritrovare l'orgoglio, la fantasia, la disponibilità, il vero umorismo, il significato penetrante dei suoi scritti di un altro illustre letterato di questa terra, Andrea Camilleri, perché se così non fosse, questa non sarebbe più la terra di Pirandello, di Camilleri, di Sciascia e di altri. Si rischierebbe di farla diventare, lo ripeto perché l'ho detto in altre occasioni, la terra di Giovanni Verga, la terra dei Malavoglia. Si indurrebbero gli agrigentini ad una stoica rassegnazione che questa città non merita. Quindi coloro i quali hanno responsabilità di governo di capitale della cultura mettano al bando tutto quello che si è verificato nel passato. Il Presidente della Regione sensibilizzi ancora di più coloro i quali possono dare qualche cosa, perché io sono particolarmente fiducioso in quello che il dottore Candela giustamente ha definito salvare la faccia. È una faccia meravigliosa quella di Agrigento, è un volto, non è una maschera, per ritornare a Pirandello. Quindi cerchiamo di renderlo il più piacevole possibile, cerchiamo di presentare il volto di Agrigento in maniera diametralmente opposta rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Noi ce l'auguriamo, grazie onorevole Mangiacavallo, avremmo voluto continuare ancora il nostro dibattito perché parlare con lei è sempre un grandissimo piacere, per cui, non tutti la pensano come lei, devo dire. Ma insomma noi continuiamo a fare il nostro lavoro sperando di farlo sempre nel migliore dei modi, nella maniera più corretta possibile. Ringraziamo i nostri telespettatori, ringraziamo l'onorevole Mangiacavallo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro speciale. Grazie e una buona serata. Buona serata.